panorama è dei migliori, direi, quindi possiamo dare inizio a questa fase finale del secondo trofeo nazionale per il miglior sommelier del Conegliano Val di Viaggio nel Prosecco superiore. Ieri si è svolta la fase, diciamo, il master, ovvero la parte didattica. Eravamo alla scuola enologica di Conegliano nel laboratorio di analisi sensoriale, e prima al mattino è stato fatto un approfondimento sulla vinificazione, nel pomeriggio una degustazione ampia su tutte le tipologie e le rive, diciamo, le zone più espressioni di qualità o quantomeno di diversificazione. Questa mattina si è svolto il vero e proprio concorso con la parte scritta, dove appunto i finalisti sono stati associati a un numero. La giuria non conosce le persone, ma ha solo dei numeri in mano. Adesso quindi abbiamo corretto lo scritto, abbiamo una classifica e ora appunto diremo i 4 finalisti. Dopodiché qualche minuto di pausa, che faremo un piccolo, come dire, ringraziamento, una consegna di un premio alla nostra cara collega, e poi spiegherò meglio, così si prepareranno i 4 finalisti, poi ci sarà appunto la fase eliminatorie, vedete appunto con dei playoff e poi una finale che sarà molto, credo, avvincente, molto piacevole da vedere. Cristiano, io qui ho Cristiano Cini, responsabile della scuola concorsi nazionale. Grazie. Dovevo forse cominciare dal presidente. Guarda, mi sposto. Dovevo cominciare dal presidente nazionale Antonello Maglietta. Non hai sentito che ho cominciato da voi, non hai sentito. Abbiamo poi il presidente regionale Marco Aldegheri. Non so se Galateo dovevo cominciare dalla donna o cominciare dagli uomini, sbaglio a prescindere, come avrete capito. Esatto. Poi nella giuria doveva esserci la vincitrice dell'anno scorso, che è Martina Andretta, che è qui con noi, che poi andremo a premiare, ma è impegnata in una degustazione qui durante la manifestazione, quindi si deve assentare nella prossima ora, tornerà poi per consegnare il premio. Abbiamo la seconda classificata dell'anno scorso, che è Elena Anastasia Schifani. Bene, passa la parola a questo punto a Cristiano, che spiega qualche dettaglio, e poi a te. No, velocissimo, solo per aggiungere che chiamiamo direttamente tutti i concorrenti qua e poi chiameremo i 4 numeri che hanno fatto il punteggio più alto. Quindi venite con noi e poi spiegheremo alla finale come si struttura, il playoff, come funziona, spiegheremo tutto, però preferisco dare un minuto in più a loro che parlare io. Allora, facciamo così, voi schieratevi, io mi metto prego, schieratevi tutti, facciamo così. Passaggio veloce, io lascio il microfono qua e lo riprendo in fondo, quindi presentatevi, perché è giusto che abbiate il buon ragazzo qua, siamo tutti adesso. Vai, pronto, a te. Andrea Fosteli, delegazione di Treviso. Andrea Costa, delegazione di Treviso. Andrea Senone, delegazione della Macchia Naturale. Baso Artur, delegazione di Brescia. Alessia Calabrese, delegazione di Treviso. Elisabetta Zanibellato, delegazione di Treviso. Roberto Manzoni, delegazione di Treviso. Cristian Maitan, delegazione di Venezia. Felicia Zulin, delegazione di Firenze. Claudia Calvani, delegazione di Treviso. Marco De Biasi, delegazione di Treviso. Io delegazione di Arezzo, volevi saperlo? No, mi presentavo anche. Certo, ok, vabbè. No, scherziamo, dai. Allora, vediamo chi saranno i 4 che, quindi io chiamerò in ordine di punteggio, perché comunque il punteggio è importante, perché il primo classificato rimarrà e sarà il primo a fare la prova, e poi spiegheremo questo meccanismo. Quindi, primo classificato, numero 1 con 231 punti. Complimenti. Classificato numero 4 con 212 punti. Terzo classificato numero 9 con 208 punti. Quarto classificato numero 8 con 206 punti. Hai preso la fascia scuola?
ma si è visto chiaramente che si aspettava. Beh, allora, questa classifica qui e tutte le nostre correzioni, gli operati e tutto, alla fine della prova saranno a disposizione di tutti, così potete vedere le nostre correzioni, i punteggi, quello che avete fatto, come l'avete fatto, quindi è qua dietro, sarà messo qua a disposizione di tutti, come sempre, nella più assoluta trasparenza. Intanto grazie a tutti per averci dato questo contributo e alla